Frequentava da qualche tempo un coetaneo connazionale, la quattordicenne di origine pakistana, picchiata a sangue dal padre che l'aveva minacciata di farla tornare in patria dove era già promessa sposa. La vicenda è venuta alla luce in un comune dell'Alta Padovana nel pomeriggio di ieri, quando la quattordicenne, con il volto coperto di sangue, è scappata dalla furia del genitore, trovando rifugio in un esercizio pubblico. Sono stata picchiata da mio padre perché rifiutavo di sposarmi. Questo ha raccontato la ragazza ai presenti, che hanno chiamato il 118 e i carabinieri. La ragazza è attualmente ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale di Padova, seguita dall'unità antimolestie. Del fatto si stanno occupando i carabinieri, che hanno sentito il genitore, che avrebbe negato e fornito una versione diversa rispetto a quella della figlia. Sta seguendo l'evolversi della vicenda anche il sindaco del comune della Cintura Urbana, dove la giovanissima vive, che è pronto a fornire qualsiasi supporto necessario.